Pesaro è in difficoltà, Eboli ha la freccia verso l'alto e se è vero che gli opposti si attraggono, ecco qua, Ital Service Pesaro, Feldi Eboli in una sfida che ha deciso trofei nel recente passato. Oggi dal Pala Megabox l'occasione è antitetica, da una parte rinascere con il cuore che va in fiamme, dall'altra continuare a sognare con gli occhi grandi di chi vede la cima. Sesta giornata di Serie A, benvenuti da Giacomo Florio e Tommaso Tonelli. Ciao Tommy, benvenuto. Ital Service Pesaro che arriva dal pareggio contro l'Active Network in quel di Viterbo. La Feldi Eboli che arriva invece dal pareggio di Treviso, 12 punti di differenza, 13 la Feldi, uno solo per l'Ital Service che oggi deve fare anche a meno del proprio capitano. Assolutamente sì, a Pesaro tra quello che si è seminato e quello che si è raccolto c'è davvero un abisso. Il calendario è stato molto difficile ma ha forgiato il carattere di una squadra che sa di poter navigare in acque più tranquille, però oggi deve cercare di fare lo sgambetto a una delle due squadre ancora imbattute di questo campionato. Dall'altro canto la Feldi ha inciampato a Treviso, che sarà un campo trappola per tante altre squadre. Per il resto il percorso è netto, la squadra è solidissima, sarà sicuramente una bellissima partita. Ogni tre arbitri al centro del campo che si sono salutati saranno Colombo da Modena, Basile da Torino, al crono ci sarà Filandino da Iesi che dirigeranno questa sesta giornata di Serie A. Tommy, ovviamente per l'Ital Service Pesaro gli discorsi sono che se questa fase di calendario, questo calendario molto complicato fosse arrivato in un altro punto della stagione, staremo magari parlando di un'altra situazione di classifica. Oggi così fa male, un punto solo, anche per l'ultima perché l'Ital Service stava vincendo per la 2-0, ma nelle grandi sfide che le grandi squadre possono rinascere. Dall'altra parte la Feldi sogna un passo falso del Genzano, dall'altra parte il Genzano sogna un passo falso qui al Pala Megabox da parte del Foxys. Assolutamente sì, oggi il Pesaro è orfano di Capitan Tony Dandel, ma con un Barrichello in versione superstar. Ovviamente con un po' più di lavori alle spalle questo calendario avrebbe potuto regalare qualche punto in più, non è stato così. Oggi un moto d'orgoglio serve al Pesaro per tirare fuori qualcosa di buono. Allora tutto pronto per iniziare con gli ultimi check da parte dei due direttori di gara. Sul punto di battuta c'è Barra e quindi il primo pallone sarà gestito dalla Feldi Eboli. Si può partire, Barra gira all'indietro, è partita. Ital Service Pesaro, Feldi Eboli. Calderolli sposta, calcia in porta Calderolli e subito l'intervento provvidenziale di Ricordi. 13 secondi, subito in avanti la Feldi. Calcio d'angolo con Gabriele Ugherani, massimo marcatore di questa squadra fin qui, 3 reti. Calderolli lascia scorrere per Barra, pallone di ritorno, poi cross al centro, deviazione di Oitomeia, pallone girato fuori per il destro da parte di Espindola. Diciamo Tommy un avvio full gas della Feldi. Assolutamente sì, è un inizio molto ben preparato, il Pesaro si è fatto trovare pronto in difesa. Espindola, pallone girato all'indietro per Dalcin, sarà una carta molto utilizzata in questa partita. Dalcin calcia, pallone deviato, poi prova a lottare anche Barra, Ugherani la tocca sotto per Calderolli. Impreciso, pallone che esce, non sul fondo ma sarà rimessa laterale. Con le Foxys che pressano alti. Saponara, forse spinto tutto buono. Espindola, Calderolli, punta Barrichello, sterza Calderolli, rientra poi con l'esterno. Oitomeia capisce tutto, recupera, prova a ripartire su Barra che giganteggia. Calderolli tutto buono, calcia Barrichello, tanto ritmo in avvio per la Feldi. Calderolli ancora sterza, poi serve un compagno, sempre Calderolli palleggia. Alla fine Spindola, la gira all'indietro, Ugherani, mamma mia che avvio, spaventosa la Feldi sul piano del ritmo. Barrichello, Gastaldo, Oitomeia, bella la finta, prova a partire, Saponara, un 2 contro 1, Oitomeia può buttare Spindola, doppio passo e Spindola preciso nel contrasto, poi Barra, Ugherani in mezzo al traffico, gestisce bene. Calderolli, finta sterza, Ugherani. In buca, Barra, spalleggia, poi ancora pallone di ritorno. Gastaldo se la cava
spendendo in fallo laterale. Feldi Eboli che ha iniziato ad un ritmo spaventoso con e senza palla. Calderoli lascia lì per Spindola che calcia, leggermente impreciso il suo destro. Ma 1 minuto e 45 secondi di puro fuoco, non l'ho espresso dalla Feldi, che ora presa altissima. Gastaldo prova a innescare Barrichello di testa, tocca lì Ugherani, arrivano sempre prima in questo avvio. Dalcin lungo il pallone, facile per Gastaldo, Oitomeia, Ugherani preciso nell'intervento, poi Oitomeia rinviene sul pallone, prova a partire, tutto da solo, Oitomeia, serve Saponara. Barrichello, oggi capitano, prova ad andare sul sinistro, accelera Barrichello sul secondo palo. C'è stata, non c'è stata deviazione? C'è stata, sì, la deviazione da parte, credo, di Spindola. E dunque sarà corner con l'Ital Service che prova un po' a uscire dalla propria metà campo. E dunque corner con Gastaldo, Barrichello fuori dall'area, Oitomeia altezza secondo palo, Saponara altezza primo. Pallone forte dentro di Gastaldo. Non trova maglie biancorosse, trova il ginocchio di Ugherani. Inquadrato mister Bargnesi, che ha trovato sì le prestazioni dei suoi ragazzi, non altrettanti risultati. Gastaldo, Barrichello, pallone un po' impreciso, poi sempre Gastaldo di prima, Saponara e Spindola, anticipa, fa ripartire Calderoli in mezzo a due, poi recupera Oitomeia, steso, calcio di punizione, primo fallo commesso da Calderoli, primo fallo della partita commesso dalla Feldi. Cambi, fuori Saponara, fuori Oitomeia, dentro Taurisano, dentro Wittig. Quando c'è un cambio del pallone, evidentemente sgonfio, e si potrà dunque ripartire dal calcio piazzato altezza centrocampo con Matteus Barrichello sul punto di battuta. Il movimento di Taurisano, alla fine il pallone va all'indietro per Gastaldo, poi Wittig, il capitano della nazionale tedesca. Taurisano lascia scorrere, grande idea, Barrichello calcia! Capitan Matteus Barrichello, 1-0 Ital Service. Barrichello si conferma una sentenza, ma qui gran parte del merito va a Taurisano, che con una magia inventa un velo, un assist di tocco per l'incursione del compagno. Questo Tommy alla PlayStation, devi premere L1 e R1, ti lascia scorrere il pallone con gli occhi dietro la testa. Taurisano, grande, grande giocata. Barrichello e il pala mega box ruggisce all'avvantaggio dell'Ital Service. Ugherani, partita che si prospetta interessante. 1-0 Pesaro, forza ragazzi! E come dici tu Tommy, come ci viene detto anche dalla regia, questo è il quarto gol subito in 6 giornate, adesso la sesta ancora tutta da giocare, ma il quarto gol subito dalla Feldi Eboli. Diciamo che è un sinonimo per l'Ital Service importante, per aver trovato un gol contro una squadra che difficilmente ne subisce e soprattutto per aver trovato un vantaggio che da un po' mancava da queste parti. Eh beh sì, in casa il Pesaro si è sempre ritrovato a rincorrere. La prima volta che stiamo in vantaggio è stata settimana scorsa, dopo la prima partita a Roma, è stata settimana scorsa martedì in realtà a Viterbo, poi rimontati, poi d'orgoglio sono riusciti a pareggiare. E questo è il terzo gol in 3 giorni per Matteus Barrichello, che arriva a quota dunque 6 in classifica marcatori. Seguiamo l'azione, attenzione a Liberti che sbatte su Gastaldo, ci stavamo divagando parlando di Matteus Barrichello, ha appunto raggiunto 6 gol in campionato, il massimo marcatore dell'Ital Service. Dall'altra parte però la Feldi ha già provato a rispondere con Liberti. Pallone fuori, suolata e poi sinistro da parte di Sellusio. Trova la buona contrapposizione del muro rossiniano. Sempre Sellusio, punta Taurisano sul secondo palo, capisce Barrichello, non può arrivare Caponigro, poi Barrichello se la cava lanciando lungo, non trovando compagni, trovando però Dalcin, ovvero l'altro capitano. Avanza Dalcin, può anche calciare, Dalcin, largo. E attenzione perché Dalcin con questo spazio di tiri ne sbaglierà veramente pochi.
Parlavamo anche Tommy in avvio, anzi, prima dell'avvio rispetto a questa partita, del fatto che 2 partite in casa, l'Ital Service gioca con 2 squadre che utilizzano molto il portiere, penso al Meta Catania con Team, penso adesso alla Feldi con Dalcin. Diciamo che l'ultima volta non ha difeso benissimo questa giocata col portiere di movimento, lasciando sempre molto spazio. Team però era un giocatore meno dinamico rispetto a Dalcin, e dunque venivano concessi più spazi. Oggi Dalcin può essere forse una spina nel fianco per la difesa del Pesaro, come dimostra questa uscita in taekwondo. Come possiamo vedere, Dalcin è un quinto giocatore a tutti gli effetti, con il dono anche della parata. Settimana scorsa contro Meta Catania il Pesaro ha deciso di difendere con 3 marcature individuali, un giocatore che in contrasto indiretto, ossia chiudendo una linea, andava a pressare il portiere. Oggi con qualche situazione in più potremo vedere qual è il protocollo difensivo. Tanto qui Wittig, il tedesco, sbaglia il lancio, non trova compagni, pallone che termina in fallo laterale che verrà battuto da Liberti. Lì vicino c'è Venanzio, visto è servito, c'è Sellusio e Caponigro sulla sinistra. Caponigro si muove, Sellusio, pallone eccolo al numero 7. Poi imbucata. Venanzio, Liberti, prende un po' di spazio, imbuca, vuole il rimorchio, buona giocata di Sellusio che calcia! Anzi no, scusate, Venanzio, è 1-1 per la Feldi, ha pareggiato la squadra di mister Antonelli, hanno pareggiato le Foxes. Sì, molto bene il movimento in sovrapposizione al pivot che ha liberato lo spazio interno. Bravissimo l'attaccante della Feldi a chiudere la caviglia, il tiro secco sul primo palo. Ricordi, non ha potuto nulla. E dunque a Barrichello risponde Venanzio su una bella giocata a spalla alla porta. Ha poi trafitto Ricordi sul primo palo. Bella giocata del pivot della Feldi. E dunque tutto un'altra volta in parità. Sellusio, Liberti, si muove Venanzio, lascia scorrere per Sellusio, punta l'ex di giornata, punta Galliani, va sul sinistro fino in fondo, poi pallone dentro, non ha trovato nessun tipo di compagno, pallone direttamente sul fondo. Allora Ricordi con le mani per Barrichello, Wittig, tunnel di Wittig che se ne va. Poi Venanzio che spaventa un po' tutta la regia, una finta verso il dentro del campo, poi il tentativo di Wittig sporcato, debole, non trova una deviazione pericolosa, la parata facile di Dalcin che però preferisce non rischiare. Oitomeia, cercato Wittig, capisce tutto Liberti che può ripartire, va sul sinistro, calcia, si distende Ricordi. E quindi Tommy è una Feldi che sa attaccare con la difesa schierata, sa ripartire e sa pressare. Diciamo un avvio difficile, ma il risultato è 1-1. La grande invenzione di Taurisano e la grande rete poi anche di Matteo Barrichello. Attenzione al destro da parte di Caponigro, 77 per il 7 con lo stesso Sellusio che poi è andato a chiudere il secondo palo, non è riuscito però a trovare la precisione né per colpire la porta né per trovare il secondo palo. Colpo di testa di Saponara a lato del Pala Megabox. E beh sì, il ritmo imposto dalla Feldi è molto più alto, può godere anche di rotazioni molto più ampie e numerose, perciò questo ritmo alla lunga nel piano partita della Feldi cercherà di essere premiato nella mente del mister Antonelli. Caponigro in buca per Venanzio, lascia lì per Liberti, Oitomeia cerca di ringhiare forte. Alla fine Dalcin, pallone che è uscito, è un giocatore che è rimasto a terra, credo si tratti di Venanzio, autore dell'1-1. Nel contrasto precedente, se rivediamo magari il contrasto subito da Venanzio. Come possiamo vedere qui davanti alla nostra postazione c'è un quartetto intero della Feldi che fa impressione, pronto ad entrare. Tanto si rialza il numero 5 della Feldi Eboli. Con gli applausi del Pala Megabox. Speriamo niente di grave, anche se sembra un po' contrariato Venanzio che poi si accascia sul divanetto del Pala Megabox. Siamo già però ripartiti. Sellusio e Spindola. Sempre Sellusio. Liberti si muove. Galliani lo segue, poi Saponara.
Brutto contrasto questo tra i due, con Saponara che si rialza, le barriere del Pala Megabox nel mentre se ne sono andate. Liberty. Cercato Barra, protegge Barra. Suola, cerca di girarsi, va sul destro, pallone dentro, gran giocata, non capita da nessuno dei compagni in maglia gialla. Si era liberato bene, girandosi sul destro, facendo perno con il sinistro. Rimessa laterale. Saponara cerca di arpionare. Pressione ad ombra di Espindola, che costringe all'errore l'ex Napoli. Espindola fa veramente ombra. Grosso Tommy Espindola. E gira all'indietro. Thiago Lemos, Espindola, movimento di Liberty non premiato però quello di Thiago. Cerca di imbucare Barra alla sponda, poi cerca di ripartire anche Gastaldo. Liberty preferisce non rischiare, va da Dalcin che è sempre una garanzia. Tanto spazio per Dalcin che può pensare al destro, se la porta avanti, calcia! Ancora una volta a lato. E quello che vediamo per ora è che il protocollo difensivo del Pesaro è lo stesso della settimana scorsa contro il Meta Catania. C'è un contrasto indiretto, chiudendo linea si va a pressare anche il portiere, che però è molto più mobile e più pericoloso. Espindola schiaccia il pallone tra le gambe di Saponara, recuperando e innescando Calderolli. Barra si libera bene, poi Espindola può calciare con la punta sul secondo palo. Ha provato ad arrivare Thiago Lemos. Controllo infelice del numero 20, con un'azione quasi casuale che si stava rendendo però pericolosa per la Feldi e soprattutto per l'Ital Service, che se la cava solo con una rimessa laterale. Calderolli sul secondo palo, sbatte su Saponara. Espindola ordina. Calderolli sterza 2 volte, poi manata da parte di Saponara col Pala Megabox che non gradisce il fischio. Diciamo che è stato un colpo secco ma non così tanto visibile, soprattutto dalla nostra postazione. Saponara però accetta il fischio con il direttore di gara Basile, che comunque non ha subito troppe proteste. Sì, una manata con Calderolli che forse... Aspettiamoci una rotazione da parte della Feldi, uno schema per il secondo palo. Calderolli calcia in porta, la tocca Ricordi, calcio d'angolo. Fabrizio Calderolli, Espindola direttamente a sfiorare l'incrocio dei pali, quando arriva anche il time out chiesto. Vediamo la direzione del braccio, chiesto dall'Ital Service. 60 secondi di minuto tecnico e poi torniamo per i 12 minuti 46 effettivi restanti di questo primo tempo. Wittig prova a ripartire, poi se la porta troppo fuori. Tratto anche Manu Gomez nel mentre, dopo il time out chiesto da mister Davide Daffo Bargnesi. Qualcosa sicuramente da rivedere nelle rotazioni difensive, con la Feldi che attacca molto bene, si rende sempre pericolosa, riuscendo sempre ad arrivare verso la porta difesa da Ricordi.
Tiago Lemos con Barra che disturba il capitano della nazionale tedesca, ex Bundes, Christopher Wittig, che se la cava con una semplice rimessa laterale. Barrichello scherza con il fuoco, poi trova Gastaldo, sempre Barrichello contro Calderolli che accetta l'1 contro 1. Wittig preferisce però lui non rischiare, cercando il venezuelano Manu Gomez. Impreciso il sinistro di Wittig. Calderolli esterno, Tiago Lemos si muove Spindola, bene però la sovrapposizione di Barra, pallone di ritorno. Wittig segue da protocollo l'uomo con il polpaccio, Devia mette in fallo laterale. Fabrizio Calderolli, 1 contro Gastaldo, solito surplus, poi sterza sul destro, doppia sterzata, pallone fuori. Tiago Lemos, si muove Calderolli, può recuperare Manu Gomez, arriva Spindola, giganteggia come al solito, poi alla fine Tiago Lemos. Sempre Spindola. La chiama anche Dalcin, soluzione aggradita dagli uomini di mister Antonelli. Calderolli. Bravo qui Gastaldo a strappargli via il pallone, poi con calma, altrettanto bravo a ordinare l'azione offensiva del Pesaro. Wittig, Barrichello che salta sul pallone, poi alla fine prova a partire su un Barra che non gli sta dietro. Barrichello apre il DRS fino in fondo, scivolata di Tiago Lemos, credo che arriverà il cartellino giallo, senza credo, innervosito anche Matteo Barrichello. Ha ammonito il numero 20 della Feldi. Barrichello nervoso dopo l'intervento in scivolata, da vedere se era sulla palla o meno. Rimane comunque però forse troppa foga nell'intervento. Eh sì, ma qui vediamo che il miglior protocollo offensivo per il Pesaro rimane palla nei piedi di Barrichello e lasciamolo fare, dalla sua area inizia, salta l'uomo, salta l'aiuto di Calderolli, salta anche il terzo aiuto, subisce fallo, punizione pericolosa per il Pesaro. Sì, perché a calciare c'è il massimo marcatore dell'Ital Service in questo avvio di stagione. 6 partite, 6 reti per Matteo Barrichello, che adesso dà calcio di punizione defilato. Vediamo cosa inventa. Nulla. Non inventa nulla Matteo Barrichello in questa situazione, forse vuole la deviazione. Alla fine però il pallone è stato recuperato da Sellusio, spallata adesso di Barrichello. Partita che forse si fa nervosa dopo l'intervento di Tiago Lemos. Adesso Barrichello, diciamo, restituito con più o meno la stessa moneta il favore a Fabrizio Calderolli. C'è una mezza mischia dopo questo intervento. Con la discussione arriva anche il direttore di gara, Barra non ci sta. Un Barrichello che non ho capito se sia stato ammonito o meno, ma non mi sembra che sia arrivato un fischio per nessun tipo di fallo. Vuole vederci bene però Colombo, che chiama a colloquio sia Calderolli che Matteo Barrichello, poi allontana anche Barra. Adesso animi caldi in quel del Palamegabox, con il direttore di gara a colloquio con il 24 e l'11. Il pallone che è terminato sul fondo, spalla a spalla regolare per quanto riguarda il direttore di gara. Qui rivediamo con Dalcin che aveva rinviato, poi il pallone in verticale, arriva Barrichello che dà una spallata a Calderolli, che ora però si sfidano nell'1 contro 1. Barrichello prova a scattare, mette il turbo, Calderolli da dietro, prende il pallone. Oitomeia. Wittig va sul destro, torna sul sinistro, litiga un po' col pallone, Barra di forza, poi Dalcin. Ricordi. Animi caldi, il termometro della partita è salito improvvisamente. Wittig, Barrichello, cercato Gomez che può strappare via, no, perché c'è Venanzio, allora Calderolli cerca la giocata con la suola ai danni di Wittig. Bravo a contrastare. Oitomeia. Barrichello. Wittig prova a scappare su Barra, buon pallone per Manu Gomez, vuole andare sul destro, chiuso da Venanzio, poi arriva Oitomeia come un fulmine, poi Dalcin direttamente in porta. Adesso un po' di confusione in mezzo al campo, con ritmo che vola verso quello infernale.
con tanti duelli 1 contro 1. Tanto qui Taurisano prova a far scorrere come nell'occasione del primo gol. Gastaldo però è troppo lontano. Dalcin, Venanzio, Sellusio rientra, calcia, Ricordi non ha toccato Enrico Ricordi, sembrava di sì, alla fine il pallone sul fondo. Gastaldo, Oitomeia, pallone sotto le gambe che premia Taurisano, sempre molto bravo in questa giocata di suola. Poi sempre Oitomeia, su di lui c'è Ugherani, prova a cercare l'appoggio per partire, non glielo dà Ugherani, poi prova a fare la stessa cosa Gastaldo. L'ultimo a toccare è stato il numero 7 Caponigro. Allora Gastaldo con i piedi, Barrichello, Oitomeia, cercato Taurisano, Dalcin spara verso il soffitto del Palamega-Box, rimessa laterale. Anche in questo frangente molto bene Taurisano, il ragazzo ogni settimana sta mettendo dentro un pezzo in più di gioco, si sta facendo trovare presente. Gastaldo, si muove Taurisano, preferito il solito Matteus Barrichello che punta Ugherani, poi Taurisano con il tacco cerca di girarsi, complicato, forse impossibile, sì, perché c'è Sellusio che ha recuperato. Caponigro, Ugherani, sempre Sellusio, si muove Venanzio lì davanti, Caponigro, Ugherani, Sellusio, Gastaldo lo guarda dritto negli occhi, Sellusio sterza, solita giocata, poi serve Caponigro. Venanzio prova a passare i suoi Tomeia, che fisicamente regge il duello e permette a Enrico Ricordi di bloccare e far ripartire per il Pesaro. Taurisano, in mezzo a due, perde palla, allora c'è possibilità dentro per Venanzio. Facile però per Ricordi dopo l'intervento di Gastaldo. Barrichello, pallone in avanti, arriva dal Cinforte, si capisce poco Tommy, corrono tanti giocatori. L'intensità è incredibile, siamo stanchi noi per loro. Dal 5 fa una copertura di un'intelligenza unica. Taurisano, solita protezione della palla con la calamita sotto la suola. Questa volta però sbaglia, Ugherani per un attimo prova a scippargli il pallone. Alla fine Oitomeia, dentro Saponara, Barrichello, cercato Alessio Saponara, che può puntare, sterza, servito Oitomeia, tocca Sellusio, applaude Palamega-Box, rimessa laterale in zona offensiva per i biancorossi con Barrichello che andrà sul punto di battuta, no c'è Oitomeia, vediamo se sarà uno schema. I temi tattici del Pesaro in fase di possesso sono due. Il primo è quello di cercare il pivot per abbassare la pressione in fase di costruzione vicino alla propria area, il secondo è quello di puntare anche da distante. Scusami Tommy, qui c'è Oitomeia che prova a giocare con la suola, ma il pallone è uscito, dicevi bene, due soluzioni, o palla Barrichello o palla al pivot. Palla Barrichello, palla anche a chi può puntare perché storicamente questa difesa della Feldi non ha particolari coperture o aiuti, allora con una palla buttata in fascia si può provare a correre fino in fondo.
Rimessa laterale con Liberty, 7 minuti e 25 secondi effettivi ancora da giocare, 1-1 il risultato, 2 falli commessi dalla Feldi, 1 solo dall'Ital Service. Partita bellissima fin qui con Thiago Lemos che cerca di giocare con Wittig, che poi col gambone tocca, mette rimessa laterale diametralmente opposta rispetto a quella battuta da Liberty dopo il minuto concesso dal direttore per le due panchine. Thiago Lemos punta Liberty con la suola, salto Tomeia che lo tocca. Non convinto di Tomeia, a mio avviso fallo netto, però conquistato dalla Feldi che batte velocemente con Espindola per Thiago Lemos, si muove Barra, Thiago Lemos tocca all'indietro, Espindola, Liberty prova a partire, Espindola su Tomeia, poi Liberty, Thiago Lemos con il petto, c'è Barra che palleggia. Poi la puntata di Thiago Lemos ad alleggerire un po' come valvola di sfogo questa situazione che si era fatta un po' così d'alta pressione qui sulla fascia sinistra. Allora ricordi che cerca direttamente Saponara, non vorrei mai essere Saponara marcato da Espindola in questa situazione. Il pallone lunghissimo, è lasciato nell'1 contro 1 spalla alla porta, fa il massimo in questa circostanza, guadagna rimessa laterale con Wittig. Tutto mancino, batte per Gastaldo, Tomeia. Si appoggia a Liberty. Un po' di stasi, poi Gastaldo, Saponara. Cercato Wittig con il petto, controlla, poi gestisce bene, cerca una grande idea per Gastaldo, ma già recuperato dall'altra parte Thiago Lemos, si lotta con Barra, Wittig spazza male, Spindola, deviazione, Saponara puntata a colpire la security del Palamegabox. Ma ancora ritmo tanto alto che va increscendo in questo finale di primo tempo. Liberty. E siamo ancora qua con Thiago Lemos e Spindola. Si muove, Liberty non riesce a servirlo, poi Dalcin che avanza, cerca la puntata, blocca Ricordi che può anche pensare, per me ci ha pensato, al destro verso la porta, non difesa in questo caso da Dalcin, alla fine fa una cosa a metà tra un rilancio lungo e una palla corta, o meglio bassa. Dalcin, Ricordi con i pugni, Barra. Alla fine deviazione, Barrichello, Gastaldo, Wittig, buono il pallone con Saponara che fronteggiato da Spindola non trova modo di liberarsi e controllare Pulito. Allora la Feldi ha già recuperato. Liberty, un Barrichello che alza la pressione, Dalcin. Ricordi, Wittig. Gastaldo, Barrichello, si muove Wittig, ha cercato il pallone tra le gambe di Liberty da parte di Barrichello che ha già recuperato, poi sempre Liberty, cerca la sterzata, non trova però la giocata ai danni del 24, allora con calma per Espindola che gira di prima per Thiago Lemos, poi Barra, lascia lì per Liberty che calcia, deviazione, Saponara può tenerla viva, lo fa, allora può scaturire il contropiede del Pesaro con Saponara che lascia lì per Wittig, che Spindola perfetto in questa situazione, poi recupera, pallone che non esce, Wittig calma, all'indietro, Barrichello. In surplus, punta Liberty. Gastaldo, Wittig. Galliani. Barrichello, Gastaldo, Barrichello, Galliani, Saponara in mezzo a tre maglie gialle, la deve pulire, lo fa per Barrichello che poi allarga per Galliani, può puntare l'uno contro uno con Barra, vediamo se va sul destro, perfetto qui Barra che poi è servito da Dalcin, possibilità ora di contropiede per l'Eboli, no perché si ferma Barra e Spindola dall'altra parte per Liberty. Selusio.
Tiago Lemos di prima per Venanzio, che per poco non aggancia, poi Saponara, fischio dell'arbitro, pallone che è uscito. E per confermare quanto detto prima a livello di intensità, qui davanti a noi alla nostra postazione mister Antonelli ha detto alla squadra, a tutta la panchina: più corti i cambi, vogliono aumentare ancora di più l'intensità aumentando la frequenza delle rotazioni. Quando qui arriva il primo fischio in questo tipo di situazione, con un uomo spalla alla porta, con Venanzio non proprio convinto da parte della decisione del direttore di gara. Calcio di punizione conquistato da Aito Meia, 3 minuti e 36 ancora da giocare. Calcio di punizione Barrichello e Galliani sul punto di battuta, barriera 2 per Dalcin con Seluzio e Calderoli. Barrichello con la punta, Dalcin, Aito Meia alla fine deve uscire dall'area di rigore. Aito Meia all'indietro per Barrichello, destro velenoso sulla punizione precedente da parte di Matteus Barrichello, poi qui cerca di innescare Galliani. Ugherani e Venanzio lasciano comodamente il pallone sfilare sull'out di sinistra, ha già battuto la Feldi. Seluzio, Ugherani in avanti, Aito Meia bravo nel capire, poi a servire anche Galliani che con la sola se la porta avanti con l'esterno. Barrichello calcia come peggio non si può, un'azione invece perfetta costruita quella da Galliani e Aito Meia. Da Dalcin a Ricordi sul lancio lungo imprendibile per Venanzio. Un Ricordi che restituisce a Dalcin, che questa volta però gioca corto per Calderolli. Si muove Ugherani, Calderolli lo serve Fabrizio Calderolli, Manu Gomez su di lui. Ugherani, pallone lungo, intercettato da Aito Meia che prova a ripartire, veloce Aito Meia, poi va giù sul contrasto con Calderolli. Calcio di punizione, non convinto Calderolli. Inquadrato Aito Meia, l'autore di una serpentina comunque interessante. Dovrà fischiare l'arbitro, distanza, Barrichello sul punto di battuta. E dunque calcio di punizione, il quarto fallo della Feldi, fuori Manu Gomez, dentro Saponara. E questa occasione importante, Tommy. Sì, qui bravo Gomez a lasciare lo spazio a Aito Meia, guadagna il fallo. Vediamo cosa si sviluppa su questo calcio di punizione. Probabilmente un blocco per liberare Saponara o il contrario, abbiamo Saponara e Aito Meia sui pali. Galliani lascia l'incarico a Matteus Barrichello che si ferma, poi serve Galliani, fischio dell'arbitro. Credo prima che il pallone sia partito, dunque sarà da ripetere il calcio di punizione. Erano finiti i due giocatori a terra, si tratta degli inquadrati Aito Meia e Venanzio che stanno facendo amicizia negli ultimi minuti. E dunque punizione da ripetere. Avevi visto alla grande, Tommy, con il blocco a liberare qui non Saponara né Aito Meia ma Galliani. Vediamo se è la stessa soluzione. No, perché va di Aito Meia. Poi Saponara, combinazione a 3, sinistro impreciso. Bella la combinazione, hanno scelto una variante anche perché prima provare a fare un blocco su Espindola era la sesta, settima puntata della saga Mission Impossible. Venanzio va a terra sul contrasto con Saponara. Calcio di punizione, Seluzio. Ugherani. In buca per Venanzio, Saponara non lascia l'incarico a Ricordi, ha già rimesso in gioco, servendo Galliani, poi Barrichello scherza con Ugherani, poi lancio lungo per Galliani, colpo di testa di Calderolli. E dunque sarà rimessa laterale per l'Ital Service, che gira all'indietro. Aito Meia, punta Seluzio. Solito appoggio di Aito Meia, Saponara rischia qualcosina con questo passaggio il brasiliano, Saponara riesce comunque a gestire bene. Aito Meia si gira di forza, prova a partire, Calderoli questa volta pulito sul pallone, concede semplice rimessa con i piedi. È una zona comunque molto pericolosa, anche se abbiamo due giocatori dell'Ital Service fuori, che sono Galliani e Barrichello. Sul secondo palo solo Saponara, servito Barrichello, poi Saponara.
lascia lì Barrichello, calcia forte. Bene il Pesaro, Barrichello è sempre il fulcro del gioco. Onestamente in tanti anni non ricordo un giocatore avere tutta questa naturalezza nel tenere la palla davanti al proprio portiere per uscire dalla pressione. Venanzio cerca la combinazione con Selusio, non trovata, però tra i due l'intesa corretta. Il pallone che termina in out, sarà Galliani, no Gastaldo sul punto di battuta, movimento in verticale di Saponara che mette giù bene, in mezzo a due, arriva anche Selusio, prova a lottare, poi in volley Selusio da terra prova a scacciare via il pericolo, pallone che però era uscito e dunque con una rimessa laterale da zona difensiva guadagna 25 metri l'Ital Service con Wittig che adesso prenderà l'incarico. Saponara per questi 74 secondi finali, Wittig o Itomeia, ha cercato Saponara o Wittig, pallone a metà, nessuno dei due, allora Dalcin, lunghissimo, Calderoli, no, c'è Oitomeia che rischia troppo, poi perde il pallone, Calderoli per Selusio, Wittig con tutta l'esperienza del mondo e poi alla fine il pallone rilanciato addosso al corpo di Selusio. Con l'Ital Service che rischia tanto, come dicevamo prima, in queste situazioni, concedendo l'uno contro uno anche in zone rischiose del campo. Ecco, il margine d'errore è minimo. Saponara ha cercato, peccato che era totalmente dall'altra parte della metacampo offensiva. Allora pallone per Laffeldi con Calderoli che sterza, cerca spazio sul secondo palo Selusio, poi alla fine Calderoli, Oitomeia, bravo nel contrastare il numero 11 delle Foxes. Allora sul fondo Calderoli, Saponara, un Venanzio che prova a prendergli posizione, si muove bene però Saponara. Messo a terra, conquista, rimessa laterale. Un Venanzio che aveva già battuto. Ha cercato di ingannare un po' tutto il Palamegabox. Diciamo che non si stanno risparmiando. No, assolutamente no. Wittig lascia per Ricordi, la chiama Wittig, cercato con la testa Dalcin. Bravissimo Wittig a prendere le spalle del proprio marcatore, bravissimo Ricordi, una palla pennellata sulla sua testa, pericoloso il Pesaro. Allora Wittig questa volta riconsegna il pallone per Ricordi che cerca il lancio in avanti, non si fida della presa Dalcin, allora va di pugni. Calderoli con eleganza, poi sbaglia il tocco che forse era anche più semplice del controllo. Gastaldo prova a ripartire, l'ultimo tocco è stato dell'11, sì, rimessa per il Pesaro, poco meno di 3 secondi da giocare, pallone fuori per Wittig errato, poi il destro da parte di Selusio, un secondo, lancio lungo a cercare Saponara, Dalcin con i pugni, duplice fischio, suona la sirena, succede di tutto. Fine primo tempo, 1-1 il risultato tra Ital Service Pesaro e Feldi Eboli, piccola pausa e poi torniamo. Squadre al riposo.
Fischio dell'arbitro, si riparte per il secondo tempo. Barrichello, Gastaldo, Barrichello in avanti, Espindola, scava il pallone, Barrichello prova a proteggere, poi con la punta rischia qualcosina, mette in calcio d'angolo. Questo Barrichello che sembra aver accusato un piccolo problema muscolare nel termine della prima frazione in campo, vediamo se ce la farà fino alla fine. Espindola, qui errore di Liberti, inusuale come crocerossa. Un calcio d'angolo, pallone regalato al Ital Service. Onoito Meia che va in avanti. Gastaldo, Barrichello cerca di innescare Gastaldo, c'è Barra, gap fisico importante, arriva prima il 21 della Feldi. Poi dal Cin, lancio lungo, non può arrivare Caponigro. Allora possesso Ital Service con Onoito Meia. Barrichello, Saponara, Barrichello scava per Saponara, arriva Espindola che apre la portiera e impedisce al 65 del Pesaro di arrivare comodamente sul pallone. Rimessa laterale per le Foxes con Liberti che improvvisamente accelera, imbuca, Barra, movimento di Liberti, Onoito Meia in anticipo, poi in mezzo a due, prova a passare con una tripla giocata, il raddoppio però di Caponigro. Liberti permette alla Feldi di recuperare. Espindola in avanti, Barra si posiziona, cerca di girarsi, Espindola può pensare al destro, sterza, imbucata ancora per Barra. Barrichello rischia qualcosina, arriva Gastaldo, mette un po' di ordine, poi Onoito Meia prova a mantenere il pallone vivo, ci riesce. Gastaldo, gran giocata, Liberti che trattiene Gastaldo. 1 minuto e 40 Tommy, siamo di nuovo qui con un ritmo forsennato fin dalle prime battute, lo era stato nel primo tempo, lo è anche nel secondo. 1 minuto e 40, commento tecnico, se le stanno dando. Barrichello, Onoito Meia prova a saltare l'uomo con il primo controllo, un Caponigro che marca stretto, Saponara sbatte su Espindola, poi prova a spezzare il vigore del numero 28 che però resta in piedi, viene trattenuto, un fallo a testa, neanche 2 minuti. Qualche spiegazione con la panchina di mister Antonelli, il pallone è già in gioco. Liberti, Espindola lascia per Liberti, bella giocata, Liberti addosso a Ricordi, poi Espindola calcia male. Bellissima combinazione a due in sovrapposizione sulla fascia sinistra, bravo Ricordi in uscita, anche sul rimpallo attenta Pesaro. E qui provvidenziale Onoito Meia a disturbare quel tanto che basta Espindola, costringendo il centralone della Feldi a calciare male, a porta vuota. Ha fatto il massimo del massimo in questa situazione Onoito Meia. Allora pallone che è uscito, si può ripartire con Espindola che si è rialzato. Ricordi, lancia via, lancia il pallone verso la zona di nessuno, concedendo il possesso a sua volta alla Feldi Eboli. Liberti, Barrichello su di lui, sempre Liberti, imbuca per Espindola, lascia lì, Caponigro prova a liberare lo spazio per il destro, non male l'idea, non male la giocata, pallone che però era uscito al di là della riga rossa del fallo laterale, fuori Saponara, dentro Galliani, pronto anche Christopher Wittig per Onoito Meia, che si prende la pacca di mister Bargnesi. Comunque il pallone che era uscito, rimessa con i piedi che sarà battuta da Matteus Barrichello, con Galliani e Gastaldo sulla linea di palla, preferito il 7, ex di giornata insieme a Montefalcone. Pallone all'indietro,
Ricordi che a mio avviso la poteva prendere, pallone che è uscito, allora calcio d'angolo, un po' di incomprensione. Thiago Lemos, Venanzio, Dalcin, avanza. Venanzio sterza, calcia, palo pieno, poi allora Galliani può provare a ripartire, c'è dall'altra parte Gastaldo, servito Gastaldo, suolata, calcia Gastaldo, Dalcin. Qui non perfetto Galliani che sulla transizione della palla si fa trovare in contropiede da Venanzio che entra dentro con la suolata e prende un palo clamoroso sul ribaltamento di fronte, bene Dalcin, angolo Pesaro. Angolo Pesaro dopo aver rischiato in questa situazione che grazie alla regia possiamo rivedere il palo colpito da Venanzio vicino alla doppietta personale, adesso l'inquadrato Gastaldo che nel contropiede governato da lui e da Galliani ha provato a sorprendere Dalcin sul primo palo, bravo il portiere in maglia 3 a mettere la mano e spedire in corner. Barrichello al volo, Venanzio, poi alla fine Dalcin. Calderolli, Thiago Lemos, Selusio. Calderolli, Venanzio. Calderolli non può arrivare. Allora possesso per il Pesaro. Gastaldo, Wittig di prima in avanti a cercare Galliani. Bella l'idea, pallone leggermente impreciso, anzi no, perché comunque era giusta anche la direzione, movimento forse un po' anticipato quello di Gastaldo. Venanzio duella con Wittig che mette il 45 di piede, mette in fallo laterale. Con Selusio pronto alla battuta, dietro c'è Calderolli, c'è Venanzio, c'è anche Thiago Lemos, vediamo chi va al pallone, a Thiago Lemos, 1-2, movimento da pivot da parte di Venanzio, poi sinistro largo da parte di Selusio che non impensierisce. Enrico Ricordi, rivediamo, pallone abbondantemente largo sulla sinistra di Ricordi che ora va al lancio lungo a cercare Taurisano, Selusio. Thiago Lemos, pressione alta di Wittig, se la cava bene Thiago Lemos. Calderolli, Selusio, c'è Venanzio dalla parte opposta, preferito Calderolli, allora movimento del 5 che scambia però con Selusio, allora Calderolli, Venanzio si fa vedere ancora una volta, preferito però Thiago Lemos che prova a imbucare Venanzio che ha fatto tutto bene nel movimento, è mancato però quel passo in più per cercare di andare ad attaccare la banda. Bene in queste prime battute difensive il Pesaro, difende bene a metà campo, sa che non può allungare tanto la difesa perché ha delle rotazioni più corte, ma sta mettendo la giusta aggressività in 20 metri. Wittig trova bene Galliani che può puntare, c'è Taurisano, Galliani calcia, accompagna con lo sguardo Dalcin. Tutto bene, ma diciamo che non era perfettamente posizionato verso la porta, un po' forse verso l'esterno. Ha cercato di dare potenza, non è riuscito a trovare però precisione il numero 7 ex di giornata. Ha accompagnato senza troppi rischi Dalcin che ora va al lancio lungo a cercare Liberti. La smorfia di Taurisano con Liberti che ha provato a anticipare il numero 19 del Pesaro. Tanto qui rivediamo il sinistro velenoso ma non altrettanto pericoloso da parte di Galliani che ora controlla, si muove Taurisano, preferito centro del campo, rischioso, se la cava bene però il 19 che poi imbuca una palla geniale per Galliani, leggermente troppo lunga però un Galliani che ha fatto il massimo. Liberti liberato da Spindola, Liberti imbuca per Spindola che va giù. Nessuna segnalazione, tutto buono per i direttori di gara. Rimessa con le mani per Enrico Ricordi, inquadrato intanto Spindola, gigantesco il centrale della Feldieboli. Barrichello, Wittig di prima per Taurisano, si prende gli applausi di Gastaldo e compagni in panchina. Christopher Wittig che comunque in queste prime 6 giornate, Tommy, sempre in crescendo. Sempre in crescendo, ha fatto buonissime cose, ha fatto qualche errore, ha sempre dimostrato un'attitudine e uno spirito da capitano, da leader, sempre positivo. La
Poi arriviamo con un aneddoto tra primo e secondo tempo. Intanto seguiamo però l'azione della Feldi con Ugherani. Poi Liberti. Oitomeia capisce, ringhia, Barrichello recupera, allora spalleggia con Wittig, la ripartenza chiusa da Ugherani, poi Barra all'indietro, Ricordi che lancia in avanti per Wittig, con il petto cerca la sponda, trova il colpo di petto da parte di Ugherani. Christopher Wittig, che come dicevamo nel piccolo aneddoto, da primo e secondo tempo è andato a dare il 5 a tutti i componenti della panchina del Pesaro, cercando di incitare i propri compagni. Spirito davvero leader da parte del capitano, ripetiamo, della nazionale tedesca. Alla battuta per Barrichello. Oitomeia prova ad andare via. Oitomeia forte dentro, senza guardare. Pallone che sbatte sul cartellone Nino Pizza e allora rimessa laterale per la Feldi. Spindola che con poca fretta a prendere il pallone lo rimette in gioco. Dalcin, si muove Barra, cercato, Barrichello non perfetto di testa, poi Spindola, Barra, prova di forza a passare, pallone dentro, sbatte sulla tibia destra di Lorenzo Barra, è facile per Ricordi. Oitomeia, Wittig, Taurisano, Oitomeia prova a uscire con il palleggio il Pesaro. Wittig, Oitomeia si muove, Barrichello, sovrapposizione di Wittig, ora servito. Oitomeia pressato da Espindola, prova a girarsi, alla fine si allacciano i due, a commettere il fallo è Oitomeia. Si è complicata da sola la vita il Pesaro, punizione per la Feldi e tanti cambi per Vargnesi. Quadrato Oitomeia, a battere la punizione sarà Calderolli. C'è Selusio rispettivamente dietro rispetto al numero 11, lo potete anche vedere dal teleschermo. Sul secondo palo si muove Barra, sul primo invece ha postato Tiago Lemos. Mi posso aspettare anche una finta di tiro di Calderolli, tocco di suola e tiro dal primo palo. Vediamo se il tuo sospetto, Tommy, sarà corretto, con Enrico Ricordi che posiziona in maniera minuziosa la barriera in questa situazione che può rivelarsi scomoda. Con Tiago Lemos che aleggia sulla linea di porta. Calderolli. Pallone fuori. Barra. Calcia. Colpisce Galliani. Alla fine Barrichello che cerca di pennellare per Gastaldo, che apprezza, pallone out. E abbiamo visto che la prima scelta probabilmente era quella preventivata, poi la variante è stata quella di allargare sul secondo uomo. Provvidenziale l'intervento sulla linea del difensore del Pesaro. Palla in gioco. A Ricordi battuto, salva Galliani. Dalcin. Ricordi con le mani. Dopo Barra, poi Oitomeia, Liberti. Protegge tornando indietro per Dalcin, che avanza, arcatura uomo da parte dei giocatori del Pesaro. Dalcin tutto solo, Dalcin ha preso la mira sotto l'incrocio. 2-1 Feldi Eboli. E purtroppo l'abbiamo detto a inizio partita, una premonizione sfortunata per il Pesaro. Abbiamo detto Dalcin sbaglia una volta, sbaglia due volte, alla terza non perdona. E alla terza fa il terzo gol del match, il 2-1, rivediamo tutto solo. Una situazione che si è verificata più e più volte, poi con la punta da applausi. Il destro di Dalcin, incolpevole a mio avviso Ricordi. Una bomba sotto l'incrocio. E il service in svantaggio, Feldi con un episodio in avanti per la prima volta. Calderolli sul secondo palo, deviazione, l'ultimo a toccare è stato Fabrizio Calderolli, allora con le mani subito Ricordi per Galliani. Oitomeia
Gastaldo lascia scorrere Sellusio, Galliani tocca Venanzio, adesso eccolo il ritmo infernale che si accende con un episodio. Dalcin in avanti, cerca qui di arrivare Sellusio, con Gastaldo a fare da bodyguard, complicato il pallone sul fondo. Oitomeia, Saponara cerca di toccare all'indietro, Venanzio la tiene in gioco, no, fischio dell'arbitro, rimessa laterale. E Pesaro che sta giocando bene, il gol è arrivato nel loro momento migliore. L'unica pecca è che il pivot viene trovato sempre molto molto distante dalla porta. Oitomeia, ricordi, in avanti Venanzio di testa, non sente Dalcin, poi rischia qualcosina al sinistro da parte di Gastaldo e in qualche modo Dalcin la mette in corner. E in qualche modo vero, perché qui sbagliano tutti della retroguardia della Feldi, poi il sinistro di Gastaldo distinto, salva Dalcin. Galliani, Oitomeia, punta, vediamo se va sul sinistro, lo fa, pallone dentro, esterno della rete, non c'è stata deviazione, con Dalcin che però viene stoppato dal direttore di gara, c'era da mettere a posto una protezione. Allora si può riprendere. Caponigro, ricordi, al limite dell'area, riesce comunque a colpire, poi Venanzio, Galliani sbatte su Sellusio. E palla dietro per Gastaldo. Oitomeia, pressa Caponigro, tocca Oitomeia per Saponara. Poi Galliani, si muove Gastaldo, preferito ancora Saponara. Oitomeia, Gastaldo controlla con la suola, Oitomeia, suolata, prova a partire, Caponigro su di lui, scivolata, arriva anche Calderolli, Dalcin, tutto buono. Sellusio, prova a creare una linea di passaggio Venanzio, preferisce però la calma a Sellusio. Calderolli, Sellusio, si muove Caponigro, in verticale però Venanzio che poi cerca di passare in maniera muscolare su Saponara, alla fine lo fa in maniera troppo evidente. E secondo fallo per la Feldi, rientra Barrichello, esce Oitomeia, esce anche Saponara, dentro Taurisano. Un Venanzio a colloquio con il direttore. Un Saponara non contento del trattamento di Venanzio. Dall'altra parte Spindola la tiene viva per Sellusio. Caponigro, Calderolli e Spindola. Dalcin, l'uomo che per ora sta decidendo il match. Fa girare il pallone al centro di testa Barrichello, rischia qualcosina Gastaldo, riesce a mettere una pezza, poi 7 su 7, Caponigro su Galliani, rimane a terra l'ex Feldi sul contrasto con Caponigro. Si rialza senza troppi problemi, si chiariscono i due, una smorfia di dolore, quella per Luigi Galliani, che batte ora all'indietro per Gastaldo. Barrichello con il tacco inventa per Taurisano e protegge bene, poi imbuca per Gastaldo che si era proposto in zona offensiva, alla fine Dalcin. Pallone troppo lungo, con il pala Megabox che prova a innescare un qualche tipo di reazione nei suoi giocatori. Taurisano, solita protezione da fare con estrema attenzione sulla marcatura di Spindola. Wittig, Gastaldo, contromovimento di Wittig che alla fine riesce a mantenere il possesso, poi finta Barrichello, può puntare Liberti sempre da ultimo uomo. Gastaldo, Barrichello,
Wittig, pallone un po' scomodo, vediamo come lo gestisce il tedesco, lo fa bene. Taurisano, Gastaldo, Barrichello, Wittig, ondeggia, poi arriva anche Ospindola, Gastaldo controlla male, pallone a lato, c'è stata deviazione, sì, di Caponigro. Allora il Pesaro che può mantenere il possesso del pallone. Cercato Taurisano, colpo di spalla, mezzo braccio, fallo per la Fel di Eboli. E Eboli ha capito che Barrichello non è quello del primo tempo, il problema muscolare lo sta limitando, il palleggio è sempre un po' sterile, stanno alzando la pressione, se lo possono permettere. A te. Barra protegge con la suola, cerca di girarsi, poi calcia Gastaldo, forte su di lui, è stato lui l'ultimo a toccare, voleva un doppio rimpallo, no, corner per la Feldi, a battere sarà Liberti. Per finire, se lo possono permettere, rotazioni molto lunghe e due centrali, Venanzio ed Espindola, che non fanno mai ricevere sopra i 10-12 metri. Movimento di Thiago Lemos, cercato di in una seconda occasione, scusate, da Espindola con la suola. Alla fine ha capito tutto il Pesaro, pallone che è uscito e possesso per i rossiniani. Oitomeia, Wittig, rientra ancora Gastaldo, sbaglia il controllo. Alla fine rimessa per la Feldi con Manu Gomez, a colloquio con il direttore. Liberti, servito da Spindola dopo la battuta del fallo laterale. Thiago Lemos. Buono il pallone per Barra. Buono il pallone per Thiago Lemos e con il petto respinge Enrico Ricordi. Bravo qui Barra a servire con una finta Thiago Lemos. Poi angolo stretto per il numero 20 della Fel di Eboli. Con il petto dall'altra parte, che rischio per il Pesaro, lasciato, dimenticato Lorenzo Barra, pallone complicato da gestire, diciamo che con il petto, con la spalletta non è riuscito a fare il 3-1. È dimenticato sì, ma in realtà quella è una linea che nella teoria della difesa zona dovrebbe essere coperta, ma a quell'altezza lì è difficile da intercettare. Barrichello, pressione altissima della Feldi, allora pallone altissimo, quello per Wittig che è impossibilitato nel controllare bene. È sempre possesso per le Foxes con Thiago Lemos, Liberti e Spindola, verticale per Barra che pulisce per Espindola. Barra fuori per Liberti che non rischia nulla sulla pressione demoniaca di Oitomeia. Spara lontano, rimessa con le mani già battuta da Enrico Ricordi. Allora possesso per il Pesaro con Oitomeia, con le finte di corpo, prova a saltare Barra, non riesce, arriva Liberti in copertura. Pallone che comunque diventa buono per Barrichello, che sembra non avere più quello spunto del primo tempo. Ce l'ha però Wittig che scappa via, poi cerca di sterzare col sinistro. Arriva Espindola che chiude. Torna al concetto che dicevamo nel primo tempo, la copertura non c'è, l'aiuto non c'è, sullo stop posso buttare la palla in fascia e provarci. Quello che ha fatto Christopher Wittig, chiuso in un secondo momento da Espindola. Oitomeia, Manu Gomez con la punta! Vicino al pareggio con un lampo di Manu Gomez. L'ital service Pesaro. Non c'è stata deviazione di Dalcin e sarà rimessa dal fondo già battuta. Liberti, Saponara su di lui. Venanzio, Manu Gomez recupera. Saponara su Liberti, poi Dalcin lancia via, un rilancio in questo gioco di parole che stava per diventare pericoloso e fatale per Ricordi. Siamo però già dall'altra parte con Saponara che lascia lì per Gomez, ha capito tutto però la Fel di Eboli. Thiago Lemos per Venanzio che calcia, capisce tutto e intercetta Enrico Ricordi. Oitomeia dall'altra parte ancora una volta, Manu Gomez dentro per Saponara. Alla fine deviazione, sarà calcio d'angolo.
stava per diventare fatale l'incomprensione tra i giocatori del Pesaro, la sovrapposizione era giusta, i tempi sbagliati, contropiede gestito bene, ribaltamento gestito altrettanto bene, adesso la partita è intensa, può succedere di tutto. E soprattutto appesa un filo sulla 2-1, una sola rete di distanza, cercato Barrichello, capisce Sellusio che poi cerca di girare direttamente verso la tribuna dietrostante a Ricordi, che raccoglie, andrà con le mani. Altrettanto lungo, Venanzio, perfetto di testa, Caponigro, c'ha un po' di spazio, sterza, calcia Caponigro, addosso a Barrichello. Adesso un ritmo leggermente più spezzettato rispetto al primo tempo. Ugherani lascia lì, Caponigro, doppio scambio, poi alla fine Oitomeia, arriva Ugherani con un guizzo a servire Dalcin. Gomez lascia adesso la traiettoria per Venanzio che imbuca, Ricordi, plastico, blocca Oitomeia. Saponara non può perdere il pallone lì, rischia troppo e alla fine arriva il contrasto con Caponigro, con Ricordi che però aveva bloccato, fallo e time out chiamato dall'Ital Service Pesaro. Con Ricordi che è rimasto a terra, 60 secondi di minuto tecnico e poi 5 minuti e 57 secondi effettivi ancora da giocare. La Feldi comanda 2-1, decide per ora Dalcin. Allora si complicano leggermente le cose per il Pesaro dopo il piccolo infortunio di Barrichello tra primo e secondo tempo. Prima della timeout infortunio per Ricordi, è entrato Manservigi che si è scaldato e lo sta continuando a fare in porta. Manu Gomez dall'altra parte, difficoltà nel controllare e domesticare il pallone, è rimessa per Dalcin. Adesso la Feldi può anche giocare un pochino con il cronometro, con l'Ital Service obbligata a pressare alta. Venanzio con il petto prova a giostrare il pallone lungo, lo fa bene, poi all'indietro per Sellusio, sempre Venanzio, Sellusio, Caponigro, Venanzio controlla, protegge, gira bene per Sellusio, mette giù con il petto, calcia colpendo la lamiera del Palamega Box, sorpassando anche la rete di protezione. Pressione comunque che continua, quella della Feldi, e anti-pressing chiamato da Manservigi. Saponara controlla bene, protegge altrettanto, poi prova a strappare, serve Oitomeia che calcia sul secondo palo, Venanzio salva tutto. Allora dall'altra parte contropiede, cartellino giallo sacrosanto, ma speso alla grande da Saponara, che con intelligenza chiude la ripartenza che poteva essere letale della Feldi. E questo è un giallo speso alla grande. Eh sì, qui Saponara sia in attacco che in difesa fa due ottime cose. Prima gestisce benissimo la palla, peccato che fosse un po' arretrata.
nel ripiegamento difensivo, io da allenatore direi bravo, bravo, esci ma bravo, prendi questo giallo e rimettiamoci a posto. Il replay nel mente dell'occasione precedente con Oitomeia che ha saltato un tempo di gioco non controllando al meglio, poi ha cercato sul secondo palo un compagno, bravo Venanzio a rinvenire e proteggere, poi capovolgimento di fronte, calcio di punizione che sarà battuta da Liberti, la finta, lascia per Sellusio, in porta, sbatte su Gastaldo, poi Wittig allontana come può. Allora dalla stessa posizione della punizione verrà battuto il fallo laterale. Caponigro tocca male, Oitomeia può provare a ripartire, a distendersi il Pesaro, Oitomeia di forza passa, poi trattenuto, punizione con Liberti che ci sta, fuori Wittig, dentro Galliani, Barrichello, vediamo se ha un problema fisico, lascerà l'incarico a qualcun altro, ma questa è una posizione ottima per tutto, per cercare una battuta a rete, anche se siamo un po' distanti, per cercare uno schema. Fai gol Sapo, le parole di Gastaldo all'ingresso di Saponara che va a dire due cose all'orecchio a Galliani. C'è Barrichello sul punto di battuta in maniera quasi gelosa sopra il pallone, con Oitomeia sul secondo palo. 3 i giocatori del Pesaro attorno adesso al punto dove verrà battuto il calcio di punizione. Barrichello in porta con la punta, risponde bene però Dalcin. Manservigi, lancio lungo da quarterback a cercare un colpo di testa, poi alla fine Oitomeia si scontra con Venanzio, con il pallone rilanciato da Dalcin alla ricerca di Sellusio e con i piedi Barrichello. Gastaldo pressato, Barrichello ha un po' di problemi, poi palleggio e lancio lungo per Saponara, esce Dalcin al volo di nuovo, Barrichello lascia scorrere, vede bene l'arbitro, tocco di tacco per Barrichello in maniera involontaria nel tentativo di spostare fisicamente Lorenzo Barra. E corner per la Feldi. Liberti, il tocco per il tentativo di Sellusio. C'è stata deviazione, sarà ancora una volta corner dall'altra parte. Un Barra lì vicino, Liberti, questa volta si muove lui, pallone di ritorno, dentro, altra deviazione, altro corner. Calderoli scavalca il pallone, alla fine lo tocca, se non ho visto male Barrichello, ma rimane sempre in attacco la squadra di Antonelli. Barrichello colpisce tutto, allora può provare a ripartire. Gastaldo non accompagni lì vicino, serve Oitomeia. Saponara in mezzo a 3, pallone di ritorno buono per Oitomeia che sposta e calcia, poi Barra con la palla che arriva dal Dalcin. Calderolli con l'esterno per Spindola, con calma all'indietro per Barra che rigira per Calderolli, punta Barrichello e Spindola che prova a passare sopra Saponara, alla fine a commettere fallo L65. Barrichello prova a spiegare, gli è passato sopra, intransigente l'arbitro. Quinto fallo del Pesaro a 3:25 ancora da giocare in questo secondo tempo. Comanda la Feldi grazie al gol di Dalcin. Tanto avete visto anche il crossover tra Oitomeia e Liberti, e poi il fallo commesso da Saponara che ha anche preso un colpo. E quinto fallo, calcio di punizione. Wittig vorrebbe che il parquet, il manto del Pala Megabox venisse asciugato. No, è tutto buono, si può, credo Tommy, finalmente ripartire. Allora Calderolli lascia lì, Sellusio tocca Barra, deviazione. Quando avete intravisto Manu Gomez con la maglia blu che appartiene a Manservigi, ricordi,
ovvero quella da portiere. Sarà dunque power play per l'Ital Service in questo finale. Destro deviato da parte di Caponigro, Manservigi cerca compagni, alla fine preferisce il lancio lungo per Wittig che prova un aggancio elegante di prima in corsa, pallone che gli rimane leggermente indietro. Allora Dalcin con la spalla Calderoli, Gastaldo alto, deviazione del soffitto, rimessa laterale. Eh sì, siamo arrivati nell'ultimo tratto di gara, Pesaro proverà il tutto per tutto. Pressione alta, portiere di movimento. Che ha fruttato bene nell'ultima casalinga con la Meta Catania. Bene, si fa per dire la rete di Oitomei arrivata nella finale, però da quinto uomo buone sensazioni per mister Bargnesi. Liberti intanto inventa, va giù, tutto buono. Ha fatto una giocata fuori di testa su Oitomeia, un doppio passo e tunnel. Manservigi ancora per Wittig, di testa, gira per Oitomeia, di testa altrettanto Sellusio, recupera la mascotte Atomic della Pesaro. E adesso come d'improvviso, come d'incanto si riaccendono i ritmi in questo finale di partita. Quinto di movimento con Manu Gomez a fare da portiere volante per il Pesaro. Barrichello, Oitomeia. Elegante Barrichello, Oitomeia, Manu Gomez. Oitomeia, Gomez lì vicino, preferito Barrichello che avanza, allarga per Galliani, controlla in due tempi, Barrichello, stop con il petto, poi destro! Di un soffio. Non riesce ad inquadrare la porta. Bella occasione costruita quasi casualmente dal Pesaro, che per poco non voleva dire pareggio. Oitomeia gestisce bene con il corpo, va sul sinistro, puntata, deviazione sì, calcio d'angolo. Eh sì, prima la difesa della Feldi non è stata perfetta, ha liberato Barrichello al tiro. Prima hanno cercato di essere molto più aggressivi, Pesaro ha mantenuto il possesso, vediamo come sviluppano ora. Lo sviluppo è palla Barrichello, non una novità ma una soluzione interessante, perché il numero 24 gira per Wittig, si muove anche Galliani, poi sempre Barrichello, Oitomeia. Scambia con Barrichello, c'è Wittig, di prima in avanti, rischia troppo, Gomez salva dal 3-1. Poi Wittig pressato da Calderolli, pallone girato di prima da Galliani. Con Manservigi che rientra con i fantasmi del gol subito con il Catania proprio in questo tipo di situazione. Barrichello recupera, poi se la porta avanti controllando al volo di interno Galliani. Wittig scappa via, arriva in scivolata Venanzio, rimessa laterale, è entrato anche Gomez. 88 secondi ancora da giocare. Galliani, Barrichello, Oitomeia, cerca Galliani, palla interessante. Poi alla fine la Feldi con tranquillità non accelera i ritmi. Dalcin, Manservigi, Espindola lo disturba, poi tocca Barrichello, tocca Sellusio, rimessa Pesaro. Adesso sa l'Ital Service che non può perdere troppo tempo con il pallone in gioco. E prova con maturità, con pazienza a costruire una palla gol per cercare il 2-2. Oitomeia, rischio clamoroso con Galliani che aveva sbagliato il tocco. Hanno contraddetto subito. Barrichello protegge su Venanzio. Oitomeia è andata molto bene qui al Pesaro. Wittig, ultimo minuto di gioco. Galliani calcia a lato un'altra volta, deviazione, calcio d'angolo. Prima ha rischiato la frittata, Eboli è andata a uomo a tutto campo sui 4 riceventi. Per fortuna del Pesaro la palla riconquistata. Barrichello con la punta, Dalcin, poi in girata tocca Barrichello, corre Sellusio, che scivolata, non riesce ad arrivare sul pallone che sarebbe significato 3-1. Ha toccato però Barrichello in maniera anche molto vistosa.
E dunque si può parlare a tutti gli effetti di un gol salvato da Barrichello, perché credo che il destro di Selusio fosse indirizzato bene verso la porta sguarnita da Manservige Gomez. Dalcin con astuzia, maturità e un pizzico di malizia. Va a lungo, trattenuto forse Barra, almeno così voleva il fischio Venanzio. Barrichello pressato da Barra che ha recuperato in maniera irregolare, quinto fallo anche commesso dalla Feldi Eboli, e dunque Tommy 28 secondi da vivere con il fiato sospeso. Se ben costruita un'azione c'è, Venanzio là dietro inizia a interrogare i compagni sul da farsi. Allora ci crede il Pala Megabox dall'altra parte per rimanere aggrappata alla vetta. La Feldi Eboli deve difendere con le unghie e con i denti. Barrichello, il tempo scorre, peggior nemico del Pesaro, non una novità quest'anno. Oitomeia, Barrichello, Wittig lì vicino. Gomez cerca il secondo palo, Gomez. Barrichello tocca per Wittig che allarga bene per Galliani, controlla, pallone dentro, no, c'è Venanzio che disturba. 9 secondi da giocare. Wittig, Barrichello, Oitomeia, sterza sul sinistro, sul secondo palo, arriva anche Wittig, va giù. E su polemiche clamorose per il Pesaro vince la Feldi Eboli 2-1, decide Dalcin. Ci sarà Tommy da discutere su questo contatto che ha visto Wittig come protagonista in negativo. L'Ital Service rimane a un punto, la Feldi Eboli ancora in battuta vola a 16. Eh sì, eravamo un po' coperti dal visuale degli altri giocatori, non abbiamo capito se il contatto è stato un po' accentuato oppure è stato netto. Sicuramente con 5 falle e 3 secondi alla fine poteva essere una soluzione, cercarlo. Merito al Pesaro di aver tenuto la partita viva, merito di averla giocata al massimo delle sue possibilità. Peccato perché il canovaccio delle ultime partite è sempre questo qui. Sicuramente dovranno invertire la rotta. Feldi che riprende il suo cammino verso la difesa delle primissime posizioni. Aspetta adesso un terzetto di partite Pesaro in cui deve fare punti. Feldi dopo 2 trasferte torna a casa. E quindi un ringraziamento a tutti i telespettatori per essere stati qui con noi. Vince la Feldi Eboli, vince 2-1. Un appuntamento ai prossimi eventi sportivi da parte di Giacomo Florio e Tommaso Tonelli. Finisce così con finale ricco di, diciamo così, vibrazioni. Uno per la Feldi Eboli, applausi ancora una volta, ragazzi biancorossi, forza sempre Ital Service Pesaro.